Nuovo appuntamento con le interviste di Alessandro Raimondi. In questa puntata, Alessandro Raimondi incontra Stefano Baldegamberi, consigliere della Regione Veneto. Al centro del dialogo, alcune considerazioni di Mario Draghi riguardo l'energia, il gas e i costi che l'Italia sta affrontando in questo periodo. Restate sintonizzati su Telecarpania per approfondire questo interessante confronto. Ciao amici, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Stefano Baldegamberi, a cui faccio subito una domanda. Di recente Mario Draghi ha fatto una sua dichiarazione su come vede l'Europa, una cosa che diciamo è un'analisi un po' stramba, visto che lui causa di tutto questo odio, è una delle cause di questo malessere che vediamo oggi. Cosa ne pensa Stefano di quello che ha detto Mario Draghi? Leggo oggi sui giornali che Draghi sta dispensando ricette per l'Europa, come risanare, come far guarire la malattia dell'Europa che ha perso la competitività del sistema, e dove una di queste cause è anche l'aumento dei costi energetici, la messa fuori mercato quindi della nostra economia in termini di competitività. La cosa è paradossale se penso appunto che proprio queste ricette erano ricette che Draghi stesso le ha sempre sostenute, le ha sempre portate avanti con determinazione, ha sempre votato tutto ciò che c'era e ha accettato tutto ciò che di sbagliato ha fatto l'Europa, a partire dalle sanzioni contro la Russia. Noi oggi paghiamo un gas molto più caro, 3-4 volte superiore il prezzo d'acquisto rispetto a prima, perché abbiamo deciso di comprare l'ecologissimo Liquigas, che di ecologico non ha proprio niente, attraversa gli oceani, distrugge le montagne, viene estratto dalle rocce per poi essere rigassificato, o meglio e viene dal liquido lo portiamo in gas nei rigassificatori che sono molto impattanti sulle nostre coste, per poi essere riemmesso nella rete del gas nazionale pagandolo molto più caro. Questo per fare un dispetto alla Russia, dove abbiamo dovuto far saltare per aria Nord Stream, abbiamo interrotto ogni rapporto, e quindi pagando noi alla fine le conseguenze dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi, l'aumento di tutto il sistema italiano della produzione, perché alla fine l'energia è alla base di tutto. E oltre a questo Draghi ha avuto una grande responsabilità. Oggi ci dice che noi non siamo competitivi perché paghiamo troppo cara l'energia. Grazie tante, il merito è tutto tuo. Ma la cosa peggiore ci viene a dire che dobbiamo anche riarmarci. Altro errore su errore, cioè noi oggi in Italia spendiamo 3.500 euro per abitante per la sanità, e secondo quello che ci dice Draghi dovremmo noi riarmarci, quando la stessa Francia ne spende 5.500 per abitante, investe per la sanità, la Germania circa 7.100. Noi oggi, se vogliamo, abbiamo bisogno di una visita, occorrono mesi, mancano medici, c'è bisogno di e chi ha i soldi può permettersi di curarsi, chi non li ha non si cura. E questa è la vera battaglia, questo è il vero dramma che vivranno nel prossimo futuro le nostre famiglie, le persone ammalate, gli anziani, le persone con disabilità. Se pensiamo oggi che la non autosufficienza in Italia rappresenta circa 3.800.000 persone, questo numero nel giro di 5 anni diventerà di 4 milioni e mezzo, e nel giro di 15 anni diventerà di 5 milioni e mezzo, vuol dire che avremo un problema, ogni famiglia avrà quantomeno un non autosufficiente da accudire, e non avrà nemmeno le risorse per farlo, perché la gioventù oggi è sempre meno, la natalità è molto bassa, e quindi ha un carico di anziani sulle spalle che non riesce a sostenere in termini anche economici. Sono questi i grandi problemi di cui la politica dovrebbe discutere, non il riarmo. Verso quale nemico? Chi è che dovrebbe venire qui per invaderci, quando l'invasione l'abbiamo comunque di un altro tipo ogni giorno e non siamo nemmeno in grado di difenderci? Capite bene che è tutta una posizione ideologica, dove ci sono grandi lobby di potere che prima ci hanno detto che dobbiamo diventare tutti green, e adesso che dobbiamo comprare tutte armi più sviluppate, perché così dovremmo salvare la sicurezza del nostro futuro. Ma la sicurezza prima va salvata attraverso la sicurezza nelle famiglie, con la sanità, nel sociale.
che quando avremo distrutto questo, quando non avremo più capacità di dare risposte ai bisogni delle nostre famiglie, di che sicurezza parliamo? Se non saremo più in grado nemmeno di curarli, se tante persone non potranno rivolgersi alle cure appunto perché non hanno le possibilità economiche. Ecco, io propongo che dal prossimo bilancio si stanzi non 4 miliardi in più come si vuole fare attualmente il governo, come l'Europa ci vuole imporre ogni anno per le armi, ma 4 miliardi in più per la sanità, per il sociale, per i giovani, superando la precarietà, per mettere nelle condizioni i giovani di far mettere su famiglia e di generare figli, che è il futuro del nostro paese, altrimenti faremo un paese sempre più di vecchi, sempre più invaso dagli altri, e l'invasione dipenderà non certo da quei nemici che si stanno formando nel cervello, da Putin, dalla Russia cattiva che verrà qui a invaderci, quando invece vuole molto bene e ha grande ammirazione per la nostra cultura, la nostra storia, ma la vera invasione verrà da altre culture, altre storie che ci renderanno tutti più poveri e tutti più vulnerabili nel vero senso della parola. Ciao Stefano, grazie per la disponibilità, e amici, ci sentiamo vi saluto da Raimondi Alessandro e da Stefano Baldegamberi qui presente, e ci sentiamo alla prossima intervista.